Pietro Fontanini, presidente della provincia di Udine, si presentano le iniziative che supportate nell'ambito del Fondo Montagna. Quante risorse avete messo a disposizione? Ma sono 550.000 euro che vanno a finanziare spesa corrente e spesa in conto capitale, risorse destinate alle piccole attività commerciali che si trovano in zone di alta montagna, perché a Tolmezzo, Villa Santina ad esempio non diamo nessun contributo, diamo chi è nelle piccole frazioni, chi ancora tiene aperto, non so, un bar, un piccolo negozio commerciale di alimentari magari per tenere ancora la presenza nell'alta montagna. Poi abbiamo dato a 14 comuni del territorio montano dei piccoli contributi che vanno dai 36.000 euro al comune di Trepocarnico ai, mi sembra, 10.000 al comune di Ligosullo per emergenze che i comuni hanno nel risolvere problemi che vanno dai cimiteri alle strade ad attrezzare delle sale per la comunità. Questi sono i soldi che abbiamo messo a disposizione anche dei comuni. Una provincia che con il suo destino già segnato cerca comunque di dare una mano al territorio. Che idea si è fatto, Presidente, di questa riforma degli enti locali che avanza? Ma una pessima idea, perché io sono preoccupato, non solo la provincia salterà, non ci sarà più, non ci sarà più nemmeno la comunità montana, ci sarà questa UTI, io non so se l'UTI dei 47 comuni che dovrà interessarsi del Carnio riuscirà a fare quello che la provincia di Udine sta facendo. Mi riferisco alla manutenzione delle strade provinciali, che sono tantissime in Carnia, e poi anche di questi aiuti che diamo all'economia del territorio, che venendo meno la provincia non ci saranno più. E allora la preoccupazione è forte, perché purtroppo le cose in Carnia non stanno andando bene, anzi stanno andando molto male. Perso il tribunale, si perdono gli alpini, si perde la Copca, io non so quale sarà il futuro di questo territorio, però certo che le campane negative o le campane a morto suonano molto frequentemente, e questo non è un bel segnale per chi crede nella montagna e vuole ancora restare a vivere qua su. C'è un problema secondo lei di classe dirigente, di politici del territorio che magari non tengono duro abbastanza? Beh, c'è un problema anche di politici del territorio. Io spero nei sindaci che abbiano più coraggio, che difendano di più gli interessi delle proprie comunità, per denunciare anche degli squilibri, perché ci sono delle cose che non vanno bene. Si salva qualcosa a Trieste e non si può salvarlo in Carnia. Questa è una cosa che io non riesco a comprendere. È per me un'ingiustizia nei confronti di chi vive in montagna.